Lei mi perdonerà, ma insomma non posso non approfittare anche della sua presenza parlando di Portogruaro. È uno scotto che deve ovviamente passare. È stata vice sindaco a Portogruaro, conosce l'evoluzione che c'è stata a Portogruaro da un punto di vista politico. Dopo l'esperienza in Parlamento, ora in molti si chiedono, no, quale potrà essere anche il futuro della città e magari anche quale il ruolo di Ketty Fogliani. Che cosa rispondiamo a questi telespettatori che ce lo chiedono? Allora, io sono una donna di partito ormai, come dicevo prima, da molti anni. Io sono a disposizione del mio territorio e del mio movimento, quindi qualsiasi cosa mi venga chiesta di fare io sono a disposizione, ovviamente facendo tutte le valutazioni del caso. Amo Portogruaro profondamente da sempre, ma insomma chi mi conosce lo sa assolutamente, e quindi se il mio partito deciderà che, confrontandoci con tutti gli altri, anche col centrodestra, io sarò la numero 1, bene, se sarò la numero 20 va bene lo stesso, perché io appunto mi metto a disposizione. Centrodestra unito? Per forza, lavoriamo su questo, abbiamo visto che ovunque dove noi siamo uniti vinciamo, e quindi anche nelle ultime amministrative appena fatte qui a maggio abbiamo vinto tutti i comuni, compresi quelli che prima erano di centrosinistra. Vediamo qui il nostro vicino San Stino di Livenza, dove abbiamo un giovane sindaco. Grazie a Ketty Fogliani. Grazie a voi ancora.